Un'altra volta. La mia domanda è questa. Un'altra volta. Ma è mai possibile? Ma è mai possibile che non ne vincete una che dice 3-0, niente polemico, dominio assoluto, niente da dire perché vammo distrutti e quindi distrutti gli avversari, questa è la Juventus che impone il suo gioco. Mai. Mai. La vostra maledizione è questa. E poi si aggiungono, a conseguenza, si aggiungono tutti i vari chiagnazzari d'Italia. Che una volta a Sampdoria, una volta a Napoli, poi a Milan. Sono stati squalificati tutti. E ho sentito squalifiche pazzesche perché tutti hanno perso le staffe. Allora o siamo noi tutti pazzi, oppure mi dovete venire a spiegare. Non guardiamo gli episodi specifici, perché se guardiamo gli episodi specifici tutti possono avere ragione. Allora, da esterno, io da tifoso non del Milan e non della Juve, dico che il rigore di Zapata ultimamente lo stanno dando, molto spesso. Anche se è difficile tagliarsi il braccio e praticamente come fai? Quello sta così, prende il pallone sul braccio che sta attaccato al corpo e quindi poi il braccio viene spostato dal colpo del pallone, quindi mi pare un po' difficile che se lo possa tagliare, molto ravvicinato, ma molti rigori li stanno dando così. Allora manca un rigore alla Juve, che fa il paio con rigore non dato su Conti su Emre Can. E non mi dite che Emre Can ha la maglietta tirata da Conti, perché il fallo di Emre Can lo fa prima e poi Conti si attira, se lo tira giù pure lui. Ma se noi ci concentriamo su questi episodi qua, tu puoi dire ma quello Conti già stava in volo così. Quello che io voglio capire, quello che noi dobbiamo capire, è l'utilizzo della VAR a seconda di... Perché se tu ammonisci che sì, vuol dire che hai visto l'intervento, subito hai ammonito e va bene. Poi vai a vedere la VAR per espellerlo. E quello di Matuidi? Non andiamo a vedere, non andiamo a espellere pure a lui. E poi, perché se questo parliamo sempre di episodi specifici, ma è la condizione e il protocollo che non capisco. Perché fermi Cutrone col fuorigioco? Fallo giocare e poi eventualmente controlli. È qui che non ci possiamo stare. Perché va bene tutto, tutti gli episodi sono dubbi. Se uno parla è perché quell'altro è troppo tifoso e non siamo obiettivi e siamo anti-juventini. Va bene tutto, avete ragione voi, sono tutti dubbi. C'erano 50 rigori per la Juve, va benissimo. Non puoi fermare Cutrone in posizione regolare quando hai lo strumento VAR. Lo fai continuare e poi controlli. Cosa che poi hai fatto con la Juve, con le altre azioni da gol della Juve. Li hai fatto giocare e poi dopo l'hai fermato perché era fuorigioco netto, il fuorigioco di Dybala. Hai controllato quello di Ronaldo dopo che l'hai fatto era regolare, ma dopo l'hai controllato. Perché devi fermare Cutrone? Perché? È qui che non ci si ritorna più nei ranghi. È qui che non va bene, dobbiamo parlare sempre, ogni domenica, ogni martedì, ogni lunedì, ogni giovedì. Perché tutte le squadre, piangono tutti, siamo tutti gli agnazzari. Do il benvenuto ai tifosi del Milan qua sotto al video, se vogliono dire la loro. E l'unico errore che non dobbiamo fare è continuare a dire ma quelli sono più forti, avrebbero vinto lo stesso. Sti gran cazzi. Perché lo ripeto ancora e lo sto dicendo dall'inizio, senza Cristiano Ronaldo, signori, voi non li vincete le partite contro un Milan onestamente modestissimo. E comunque vi è servito il colpo del campione, dell'unico campione che fa la differenza. Tutti gli altri campioni che avete in squadra, perché tutti guadagnano più della media e sono tutti campioni, non la fanno sta differenza, perché la squadra gioca male, gioca una chiavaca. Avete comprato Cristiano Ronaldo per vincere la Champions, ma vi sta servendo per vincere queste partitacce? Poi Gillard, che è Michiché, come si chiama, presidente della Lega, facciamo i complimenti alla Juve che questo sia il primo di una serie di trofei internazionali. Ma volevo Fernie fai tifoso da Juventus sulla Rai, perché voi tenete tutti i tifosi italiani, tutti quanti collegati. Non è una coppa internazionale la Supercoppa italiana,
Che significa sta cosa? Speriamo che questo è il primo di una serie di grandi... Voi dovete smettere, perché se ci sono il 33% dei tifosi italiani sono tutti juventini, ci sarà un 66% che non sono tifosi juventini. Allora in questo 66 ci stanno un poco del Napoli, un poco del Milan, un poco dell'Inter, un poco della Roma, della Lazio, della Fiorentina. Poi ci sono i simpatizzanti, quelli là che tifano per squadre che non stanno in Serie A e quindi pur di vincere qualcosa dica sono tifoso della Juve. Pessimi. Ma vogliamo rispettare un attimo gli altri? Quegli altri che sono rimasti? Io mi rendo conto che chi non parla è perché l'unica squadra, e dobbiamo ammetterlo, l'unica squadra che ha dato del filo da torcere ultimamente è stata il Napoli, e quindi pur di non dare il contentino al Napoli è meglio che la vinca la Juventus sempre, in modo tale che l'Inter non può dire però cazzo ha vinto Napoli e noi stiamo a rete, il Milan non può dire cazzo la Roma è arrivata seconda quell'anno e noi stiamo 50 punti a rete. Loro preferiscono che il Napoli non vinca e che continui a vincere la Juve. Questo poi è il problema, e per questo poi non parla nessuno, perché nessuno ha avuto modo di essere danneggiato ultimamente, e invece cominciate a essere danneggiati anche voi. L'Inter gli è andata bene perché l'anno scorso alla fine in Champions c'è andata, altrimenti col cazzo che non alluccavano pure loro. E mo' tocca al Milan, e poi andiamo avanti, e noi parliamo sempre, ma non cagna mai niente, perché poi alla fine quello dell'Allegri dice speriamo, grande Juve, speriamo che questo sia il primo di una serie di successi internazionali. È internazionale perché avete giocato non in Italia, in quello sta. Siete... mamma mia. Ma va bene così, andate avanti, siete i migliori, siete i più forti, perché avete preso Cristiano Ronaldo e lo pagate 30 milioni all'anno, altrimenti avete voglia di fare. L'anno scorso no, l'avete perso il campionato. Higuain non serve. Quest'anno lo vincete perché avete Ronaldo e voglio vedere che facete in Europa il primo di una serie di cose internazionali. Ma pigliato un culo, sì, voi, un VAR, un protocollo e tutto cose.